Pensiero del giorno, martedì 24 giugno. Aderire al progetto di Dio. Abbiamo creduto nell'amore e questo abbandono non era quietismo, ma al contrario, una volta conosciuto la volontà di Dio, la facevamo nostra e la eseguivamo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, cercando il più possibile di essere coerenti con essa, anche se cambiava continuamente. Quando non capivamo quale fosse la volontà di Dio, agivamo come meglio sapevamo, chiedendo a Lui di guidarci sulla strada giusta, se la nostra scelta era sbagliata. Molto presto siamo diventati molto sensibili nel comprenderla. Eravamo consapevoli che con la nostra vita così vissuta stavamo realizzando un disegno divino di cui non sapevamo nulla, se non che ci era stato proposto da Dio, che è Padre, e che tutte le circostanze erano voci del suo amore per noi. Chiara Lubick, Scritti spirituali, numero 4, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.